back in the times when the tiger used to buffer. Living life a rougher, but still shine upon it tougher. I know you're living large if you're cuffer. Now cut down and bluffer, talking down about the suffer. I'ma take it down, suckers, cause the time's no residential. The upgraded mark mare 나는 뚫린 대로 살아 since my birth, man. Come check my game, fam, and do the right thing, and live the right way, the right way, the right way. Word. Test equipaggiazione Pullman, da qua entra un sacco di aria, da questo vetro qua, dal resto non entra niente. Guarda che è volato un gazebo. Diciamo che con gli oscuranti termici esterni ovviamente risolvi, perché lì proprio bloccano completamente il vento. Oh, hanno tirato l'asfalto, che bello, così non bisogna più far rally col pullman, bella cosa. Pure il mare è abbastanza incazzoso. Guarda il cartello. Ti saluta, ti fa show. Di solito io mi mettevo lì in fondo, però come vedi lì è molto meno riparato. Qua invece col discorso che sono attaccato agli alberi non arriva vento. Tu mi dirai occhio ai rami, sì. Allora, sono sotto un albero che è alto praticamente come pullman, quindi se si staccano i rami si appoggiano e basta. Per il resto sì, hai ragione, ottimo consiglio. Ecco, difatti si sta appoggiando su pullman, senti tum, ma forse mi riga anche i pannelli. Ok, no dai, mi sposto. Aspetta, perché ci tenevo a precisare una cosa, siccome se mi fa innervosire, no? Chi parla senza saper nulla. È successo che 4 persone hanno notato quando io stavo parcheggiato e c'era quel cartello di disabili. Eccoli là, per capirci. Allora, cos'è successo? 3 persone molto intelligentemente hanno chiesto: Singano, ma lì c'è anche il posto per le persone normali o è solo per disabili? Certo che però, come in tutte le epoche, come in tutte le città, il Mona del paese esiste sempre, e quindi è arrivato quello a attaccare: sei nel posto dei disabili! Porca troia, hai 3 posti normali e 3 posti per disabili. Io precisamente mi metto al terzo posto per le auto, chiamiamole normali anche se fa brutto, che confina con i 3 dei disabili, ma non parcheggio in quelli dei disabili. Là, così, guarda che panorama. Questo può anche essere un piccolo, passami il termine, insegnamento, no? Per tutte le altre cose della vita, perché quando tu non sai un qualcosa e chiedi, primo, smetti di essere ignorante, perché chiedendo, no, colmi l'ignoranza, il buco dell'ignoranza. E seconda cosa, cioè chiedendo, ha fatto anche il proverbio, chiedere è lecito, rispondere è cortesia, quindi voglio dire, tutti ti risponderanno e non ci sarà mai nulla da dire. Ma se tu invece devi sempre per forza dire la tua, non sapendo cosa c'è dietro, attenzione, non mi sto accanendo con nessuno, sto semplicemente raccontando una cosa che io reputo molto importante. Se tu ti accanisci subito appunto su una cosa che non sai, primo resti ignorante perché hai la tua, no? Ok? Cioè sei convinto per la tua strada e non vuoi vedere il paraocchi e schivi la verità e dici che è tutto come tu presumi sia. Quindi resti nell'ignoranza, sbagli e soprattutto ti prendi del Mona, perché dopo la gente dice: ma che cazzo dice questo? Ma è scemo? Perché è ovvio. Se ho preso quella del parcheggio disabili perché insomma può essere un valido esempio, no? Perché mettiti nei miei panni, no? Cioè io che parcheggio sempre nel parcheggio normale e ovviamente non in quello dei disabili, e mi sento dire da uno che mi attacca perché ho parcheggiato nel parcheggio dei disabili. Cioè mettiti nei miei panni, cioè è automatico pensare ma quello là è deficiente, cioè ha problemi, hai capito? E quindi insomma anche a voi pampini che ogni tanto seguite questo canale, che non va bene che lo seguite, imparate a chiedere, no? Imparate a avere i dubbi, perché tanti omini, che adesso non ci sono più Poiretti, che una volta erano molto famosi, tra cui anche c'era questo omino tutto spettinato che si chiamava Albert Einstein, non è quello della pubblicità del supermercato, no, questo è un altro discorso.
quell'omino diceva sempre di rimettersi in gioco, e per rimettersi in gioco lui intendeva, e chiaramente anche spiegava, di vivere sempre col dubbio, ossia non proprio con la malfidenza generale, ok? Ma con quel pensiero che ti accompagna sempre nella vita, che è, ma può essere che forse ho sbagliato, ma può essere che forse le cose sono diverse da come mi appaiono, ma può essere che forse Tizio sa qualcosa più di me, aspetta che gli chiedo, cioè, hai capito? Il dubbio, cioè, non vuol dire abbatterti e darti l'ignorante, dire io non so niente e quindi non posso avere la mia opinione, assolutamente no, ma la tua opinione, soprattutto in contesti dove sei assente, no? Tipo appunto il parcheggio qua dei disabili, cioè se tu non ci sei quando io parcheggio e manco conosci sto parcheggio com'è fatto, veramente non puoi venire a dire ma hai parcheggiato nel parcheggio disabili, vergognati, cioè ma sei scemo, hai capito? Ti prenderai sempre dello scemo nella vita. Al contrario, no, di quell'altro 70% che ha detto, ma ha chiesto, ma per caso ci sono anche altri parcheggi? Perché anche magari conoscendo un po' il personaggio, no, seguendolo, dicono, ma è impossibile che sto qua mi parcheggi nel parcheggio dei disabili, aspetta che chiediamo, aspetta che indaghiamo, aspetta che cerchiamo di capire meglio, no? E come possiamo capire meglio la situazione se non semplicemente chiedendo? Tu ti chiederai come mai io mi rivolga spesso ai bambini, no? Quando racconto di queste cose di psicologia, di filosofia. No, perché ritengo che ormai noi siamo una causa persa, no? Nel senso che quando sbagli per troppo tempo ormai ti solidifichi, un po' come una pianta, no? Sai che gli mettono i tutori alle piante per farle crescere in un determinato modo. Tu gli metti il tutore, no? Che la fa crescere in orizzontale, per ormai se la pianta ha passato la metà dei suoi anni di vita, certo si ributterà un po' verso l'alto, ma resterà comunque sempre storta, della serie con tutto il rispetto non c'è più niente da fare, no? Mentre c'è molto da fare nelle nuove generazioni che saranno i futuri adulti, no? Quindi per evitare che esistano ancora dei deficienti, no? Che facciano gli hater nei canali, che parlino senza sapere, eccetera eccetera, io mi sto adoperando a prendere tutte queste precauzioni e a battere il ferro, insomma si dice finché è caldo, a mettergli il tutore, no? Finché ne vale ancora la pena. Lately I've been hiding from the light under my bed.